sbloccare la partita faccio di recupero. Però secondo me il primo tempo abbiamo fatto un palleggio, però secondo me la partita è cambiata da quel gol negli ultimi 10 secondi, lì secondo me è cambiata la partita. Poi il secondo tempo all'apertura però ci abbiamo provato fino alla fine. Grazie, buona serata. Cerchiamo di analizzarlo dal punto di vista tecnico e dal punto di vista episodico. Secondo te sul gol del Brescia c'è stata semplicemente una varione della difesa su una bucata di Scaglia o a tuo avviso c'è stata anche una carica di Caracciolo su Massimo? Cosa vi siete detti magari nello spogliatoio? Non abbiamo parlato perché dobbiamo analizzare secondo me i nostri errori e migliorare ogni giorno sempre di più. Comunque siamo una squadra giovane, possiamo e sicuro dobbiamo migliorare.